Eder. Mech. Pallister. La mattina del 6 gennaio 2022, fra le 9 e mezzogiorno, gli operatori tornano nell'area di via Weiss per documentare con la luce piena ciò che la notte aveva reso incerto. Il percorso è lo stesso del giorno prima, dal marciapiede in prossimità del palo Acegas, pochi metri lungo il varco nella rete, quindi una svolta a destra all'interno del boschetto. Qui, dove la vegetazione si apre in una tasca di terreno scuro, il guanto da lavoro nero con polsino bordato giallo è di nuovo fotografato e repertato come reperto numero 3. Ma rispetto alle immagini notturne c'è un elemento in più, minuscolo e disturbante. Un foglietto bianco con una croce nera tracciata grossolanamente, a pochi centimetri dal guanto. L'area risulta già delimitata. Domanda inevitabile: che valore ha quella croce? Se consideriamo la scena come testo e non come semplice luogo, quella croce è un segno dentro il segno. Un guanto deposto a terra può essere un residuo o un indizio. Una croce messa accanto al guanto introduce intenzione, direzione, talvolta persino un codice. Di seguito le ipotesi a maggiore impatto investigativo, ordinate non per certezza, che qui non c'è, ma per potenziale di verità se supportate da riscontri. Prima ipotesi, richiamo per il ritorno. Una croce nera, piccola, sul terreno scuro, accanto a un reperto che il giorno prima era presente ma non visibile per scarsa luminosità. Potrebbe essere stata lasciata in fretta da chi aveva necessità di ritrovare il mattino successivo lo stesso punto con precisione chirurgica. Un promemoria primitivo, più rapido di qualsiasi coordinate. Torni, apri il varco, cammini i soliti passi, vedi il bianco con la croce e non sbagli. Questa lettura assumerebbe che qualcuno avesse accesso all'area nonostante la delimitazione, o prima di essa, e che nutrisse la necessità di ricontrollare la disposizione del guanto o l'assetto della microscena. È una pista che regge se e solo se i confini dell'area nella notte tra il 5 e il 6 sono risultati pervi a incursioni, tagli nella nastro tape, passaggi laterali, mancanza di vigilanza, o se esistono tracce pedonali fresche lungo lo stesso corridoio. Seconda ipotesi, messaggio al lettore giusto. La croce come firma povera o come pizzino visivo destinato a chi sapeva di dover guardare lì. Una notazione volutamente banale, niente parole, niente sigle, che segnala questo è il punto. Funziona se immaginiamo un narratore di scena che non può permettersi di lasciare biglietti, ma vuole comunque guidare uno sguardo. In un contesto dove a circa 50 metri c'è una chiesetta abbandonata, l'effetto simbolico esplode. La croce, il bosco, il reperto da lavoro, l'eco di un luogo religioso. È suggestione? Sì. Ma la cronaca investigativa non la scarta. La pesa con elementi duri. Servono foto sequenziali ravvicinate, prima-dopo, impronte o pressioni sul foglietto, eventuali granuli di terreno aderenti che parlino del suo tempo di permanenza. Terza ipotesi, segnaletica povera per chi deve trovare. Non un messaggio al pubblico, ma un aiuto di scena per operatori non ufficiali, chiamati a ritrovare il punto il mattino dopo. Cani, volontari, curiosi imbeccati, persino chi si presenta come testimone e desidera che qualcosa venga visto. Una croce così funziona come il sasso nel sentiero. Se non conosci la boscaglia, ti porta dove devi arrivare. Qui l'incrocio utile è temporale. Confrontare gli orari di afflusso di squadre, fotografi, troupe è il momento esatto in cui quel foglietto appare per la prima volta nelle inquadrature. Se il foglietto nasce prima degli operatori ufficiali e prima delle prime troupe, siamo in scenario forte. Se compare dopo, la pista si affloscia. Quarta ipotesi. Segno simbolico memento legato alla chiesetta. A 2 passi c'è un edificio sacro in disuso, conosciuto dai residenti. La croce accanto al guanto può essere letta come imprinting rituale minimale. Non servono candele o altari, basta una croce a creare la cornice religiosa del gesto. In termini investigativi significa verificare precedenti o ossessioni iconografiche in soggetti gravitanti nell'area, quaderni con segni, disegni, graffiti in zona chiesetta, foto sui social di croci simili. È una pista delicata, si presta a scivolare nel folklore, ma se ripete un gesto già visto altrove, diventa improvvisamente concreta. Quinta ipotesi, ancoraggio metrico di chi ha manipolato. Il foglietto potrebbe rappresentare il punto zero di una misura a occhio. Per riposizionare il guanto, allinearlo o verificarne la visibilità da una certa angolazione, ad esempio dalla breccia nella rete o da un'ipotetica traiettoria. Un improvvisato centro per ricreare il colpo d'occhio.
Se esiste una foto scattata in asse rispetto alla rete con il foglietto in campo, l'ipotesi guadagna peso. In tutte queste letture forti c'è un paradosso che spinge. L'area risulta delimitata. Perché un segno clandestino sopravviva dentro la delimitazione, o è stato messo prima che la zona venisse chiusa e non è stato visto nel buio, oppure chi lo ha posato ha oltrepassato la delimitazione. Entrambe le alternative raccontano intenzionalità e determinazione. È qui che l'ipotesi della croce come segno vivo diventa esplosiva. Non spiega da sola, ma segnala un passaggio. Che cosa fare oggi per trasformare questa possibilità in materiale processabile e non in chiacchiera? Primo, analisi morfologica del foglietto a partire dagli scatti originali, bordo regolare o strappato, fibra di carta, fine coarse, eventuale rigatura scolastica, lucentezza, patinata, non patinata. Sono indizi che possono riportare a tipologie di blocchi o a stampati domestici. Secondo, valutazione dell'inchiostro, tratto spesso da pennarello, saturazione uniforme o a colpi interrotti, sbavature visibili. A parità di marker, il tratto di chi scrive a mano libera. Si distingue dal tratto di chi disegna in fretta o con guanto addosso. Terzo, stato di deposito, granuli di suolo adesi, umidità, microimpronte. Se il foglietto fosse stato posato prima della notte e rimasto lì fino al mattino, dovrebbe esibire segni di condensa o appiattimento, coerente con la meteorologia. Se è fresco di posizionamento, risulta pulito, a bordi vivi. Quarto, fotogrammetria. Sfruttare la croce come ancora per ricostruire, con le prospettive multiple del 6 gennaio, la posizione millimetrica del guanto rispetto al varco, all'albero più vicino, al cartellino giallo. Se il guanto arruotato si è spostato tra un passaggio e l'altro, la croce si traduce in righello narrativo di chi ha toccato cosa e quando. Quinto, topografia della chiesetta. Mappare varchi, sentieri laterali, ripari naturali. Se la croce fosse un invito simbolico, qualcuno potrebbe aver stazionato nelle nicchie dell'edificio in disuso per osservare a distanza i movimenti del giorno 6. Eventuali filtrocam private o comunali, anche laterali, potrebbero avere ripreso un passaggio breve in orari compatibili. Sesto, censimento dei segni gemelli. Una croce nera su foglietto è un gesto replicabile. Vale la pena cercare nelle immediate vicinanze lungo il corridoio, nei cestini della zona, altri foglietti con croci anche scartati. Il seriale lascia ripetizioni. Settimo, confronto comportamentale. Chi frequenta la zona, runner, dog sitter, manutentori, usa segni simili per orientarsi? La croce come marker povero può appartenere alla cultura di gruppo di esploratori urbani o pattuglie informali. Se nessuno la usa, la specificità cresce. Tutto questo ovviamente convive con l'ipotesi più semplice e meno affascinante. La croce può essere stata un marker tecnico della scientifica, appoggiato per l'allineamento o la messa a fuoco e poi rimosso, senza essere repertato. È una possibilità reale e va chiarita a verbale con una riga asciutta. Foglio con croce utilizzato come ausilio fotografico, non reperto. Ma finché questa riga non esiste, la croce resta ambigua. E l'ambiguità in un punto così vicino alla microscena e a 50 metri da una chiesetta abbandonata merita di essere indagata come segnale intenzionale. Un richiamo per tornare, un invito a guardare, una firma minima. Un pezzo di carta può essere nulla, o la parola più corta che qualcuno abbia scritto su quel bosco. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.